mai avete deciso di diventare parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco? Per dare una mano e fare la differenza insieme a tutti gli altri colleghi. Lo si sente, non è un mestiere, un modo di essere, quindi a un certo punto prendi e vai, hai l'opportunità e la cogli, è un treno. L'addestramento è duro, come vi siete trovate durante questo periodo di addestramento? In alcuni momenti sì, Impegnativo. sì, è impegnativo. Tanto Non- impegnativo quanto soddisfacente però. Esatto. Non è impossibile, non esiste uomo o donna che non ce la possa fare, però bisogna volerlo perché ti mette alla prova, quello sì, Qual è il vostro consiglio ad eventuali allievi? crederci tanto. Davvero, sembra una frase fatta, ma è così. Se lo si vuole, si arriva fino in fondo senza Non problemi. viverlo come un lavoro. Esatto, Avete già una destinazione finale? sì. Padova. Venezia. Posso chiedervi anche dove di preciso? Venezia o... Non lo sappiamo ancora, personalmente almeno non... No, neanche noi, lo Nella sapremo fra provincia. qualche giorno,